Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo quali sono gli influssi che riceviamo in questa giornata di venerdì 10 gennaio 2020. Prima però di addentrarci in questo approfondimento, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano. Se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi anche al mio canale. Vi ringrazio immensamente. Allora, la giornata di oggi ha delle benevole e serene, armoniose influenze di Venere, dunque sono molto positivi gli incontri anche di tipo sentimentale o anche gli incontri di lavoro che possono risultare favorevoli grazie al fatto che comunque Venere è molto utile anche dal punto di vista delle relazioni lavorative. Dunque, se avete un colloquio nella giornata di oggi, sicuramente potrete usarlo a buon giovamento, diciamo così. E, un'altra cosa che può essere utile da fare oggi è possibilmente avvicinarsi o chiedere il parere di avvocati, giudici e persone della legge, in quanto in questa giornata verrete ascoltati e vi saranno dati suggerimenti più giusti, in armonia e rispondenti alle questioni che vi stanno a cuore. Dunque tenetelo a mente anche per gli altri venerdì. In questa giornata riceviamo poi oltretutto gli influssi anche della costellazione Scorpione che apre il viaggio della Luna nell'arco di questa giornata. Appunto, la Luna inizia il suo viaggio passando per prima nella costellazione Scorpione. E subito dopo segue Pesci, dunque ci sono forti valori di acqua che inducono a capire e a valutare bene il regno delle emozioni legate proprio ai sentimenti, come vuole Venere, e ai legami più stretti, ai legami familiari, ma anche ai legami con il ramo o il lato positivo e femminile, diciamo così, femminile non positivo, delle nostre appunto relazioni sociali. Dunque ottimo per andare a fondo, per guardare bene dentro se stessi e sicuramente, quasi certamente, avrete delle chiare e precise intuizioni su quelli che sono gli obiettivi o i pensieri delle persone che vi sono intorno. Riuscirete, se vorrete, a percepire cosa c'è nell'aria senza che vi venga detto. Dunque state molto attenti, ascoltate il vostro istinto, il vostro intuito, perché in questa giornata può essere maggiormente stimolato. È però possibile che per chi ha già forti valori di acqua, questa giornata possa indurre un pochino di indolenza o di polemicità in più, mentre per tutte le altre persone che hanno influssi di altri elementi è possibile che questa giornata permetta appunto di entrare un po' più in connessione con quelli che sono le energie interiori, con quelli che sono il mondo delle emozioni e dei sentimenti e che appunto possa vivere anche degli scontri indiretti con certe emozioni che in questo momento sono di prioritaria importanza. Si direbbe infatti che molto dell'aspetto occulto inconscio sia accentuato proprio in una giornata come questa. È un'ottima giornata però per la difesa psichica, poiché gli influssi di Scorpione e di Venere alle spalle ci permettono appunto di realizzare opere di difesa, sebbene la Luna sia crescente. Questo comunque è un piccolo suggerimento comunque che vale la pena di mettere, come dire, a frutto quelle che sono le nostre conoscenze in materia di difesa occulta. In questa giornata comunque dovremmo soltanto fare attenzione a non essere un po' precipitosi e a non giudicare frettolosamente le persone, rischiando appunto ehm, di prendere magari qualche posizione non proprio piacevole o di allontanare qualcuno che potrebbe invece essere più utile standoci vicino.
o comunque rischiando di ferire qualcuno a causa di una certa irruenza o nel modo di dire le cose un po' senza peli sulla lingua. Dunque cerchiamo appunto di sfruttare bene le energie armoniose che ci provengono da Venere e di armonizzarci maggiormente con gli altri. È comunque un buon momento per sondare anche l'ambito e l'aspetto femminile della nostra personalità. Dunque direi che più o meno ho detto tutto, comunque è una giornata che può partire un po' a rilento, visto le costellazioni di acqua che aprono il viaggio della Luna, ma che sicuramente finirà invece in accelerazione. Dunque ci sarà un cambio proprio di energie nell'arco della giornata dove da una certa lentezza magari anche una specie di stanchezza che ci portiamo addosso, si trasformeranno in una grande carica alla fine della giornata. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione con le previsioni per il giorno 11. Vi ringrazio e mi raccomando, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al mio canale. Vi saremo molto lieti, molto, molto felici e molto grati appunto del vostro sostegno, che per noi è veramente importante. Un carissimo abbraccio, un saluto da Luce, che lei è affezionata a questi video, e a presto alla prossima condivisione.